Buongiorno e bentornati sul canale. Giorno 6 del nostro tour francese. Abbiamo lasciato l'hotel di Dinan in direzione di Cap Fréhel, uno dei promontori più belli di Francia, dove c'è anche la possibilità di visitare il faro. Oggi il tempo è un po' ballerino, ci regala giornate di sole e qualche nuvola, che rilascia ogni tanto un po' di pioggia, ma si sa, il tempo in Bretagna non è mai qualcosa di definitivo. Quando esci dalla città e trovi tutti questi paesini qui, anche quelli un po' più piccoli, abbiamo notato comunque che hanno delle chiese che sono veramente meravigliose, e tutte queste casette tipiche bretoni con questi sassi sono, cioè, qualcosa di veramente stupendo. Sembra proprio di vivere in un'altra epoca. Questo è quello che abbiamo captato da questi piccoli villaggi, chiamiamoli così. Bella questa baia. Siamo arrivati, dai. Eccolo che si vede il faro. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar. Ci siamo. Così. Oui, mais 3 secondes, chouchou, une 10 minutes, rien. Le maire. Et reste vraiment terrible. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the angel. I want your belly and that summer feeling. Getting
facendo il video. Sto facendo il video. No, come ti guarda? Guarda, guarda. Allora, lasciato Cap Frel, adesso siamo venuti a parcheggiare la moto e andiamo a vedere Fort Lalat, che è un castello fortezza medievale. Non, mais moi je peux pas parce que ça fait trop Fort Lalat, conosciuto anche come Château de la Roche-Guyon, è uno dei più famosi castelli della Bretagna. Si tratta di una fortezza del XIV secolo, costruita su una scogliera in una baia sulla Manica della Costa di Smeraldo. È stato inoltre utilizzato per la scena di numerosi film. Il castello è costruito in ardesia rosa e si erge a circa 70 metri dal mare sottostante e ci regala un paesaggio veramente bellissimo. Là in fondo, guarda, c'è Cap Frel dove eravamo prima. Devi andare su, Qui c'è un'altra camera. Tre camere solo. Eh sì. Dove siamo? Qui siamo a Cap del Cuo. A Cap del Qui. Cap del Qui.
Devo qui. Stiamo andando a vedere un altro promontorio. Li abbiamo girati tutti oggi, poi. Cioè, manca uno appena. E oggi la giornata poi è quasi terminata. Il promontorio. Bellissimo, in mezzo alla natura. Come piace a me? Come piace a lei? A lei. A te piace? A lei. La città. La città con una cerveza e sappiamo già bene a che posto. Invece io adoro i luoghi dove c'è natura. Eccola qui, si chiude la giornata con la pioggia. Eccola lei, si bagna. Che temporale. Vabbè, stavolta si lava.